Un piano di monitoraggio e vaccinazione contro l'influenza aviaria. Il lancio dalla Confederazione Italiana Agricoltura in Veneto, regione dove nel 2024 sono stati registrati 57 focolai. Il piano comprende il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti, il monitoraggio attivo e passivo e vaccinazioni preventive per galline ovaiole e tacchini. Dalla CIA la necessità di agire su più fronti per ridurre il rischio. La prima fase sperimentale riguarderà circa 5.000 tacchini. Saranno poi studiate tutte le implicazioni relative al vaccino. Un piano che entrerà a pieno regime entro il 2026. Un primo passo, intanto, va fatto secondo la CIA, definendo le aree dove la prevenzione potrà permettere un reale beneficio. Successivamente sarà presentato al Ministero della Salute. Dalla Confederazione, intanto, l'impegno affinché il Dicastero finanzi il piano con delle adeguate risorse. La cabina di regia spetterà poi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il virus dell'influenza aviaria è uno dei candidati a fare il famoso salto di specie, quindi dobbiamo sempre tenerlo sotto controllo. I monitoraggi davvero sono tantissimi, ci sono stati questi casi di passaggio di specie nei bovini negli Stati Uniti, quindi noi stiamo anche sorvegliando gli allevamenti bovini e non abbiamo trovato nessuna evidenza di presenza del virus e continuiamo anche a monitorare se il virus acquisisce quelle caratteristiche che lo rendono pericoloso per l'uomo. In questo momento no. Nessun allarme in questo momento per la peste suina. Non è assolutamente una malattia che si trasmette all'uomo, questo va detto, non c'è nessun rischio né col consumo di carne suina né col contatto con animali malati, è un problema molto grave per il comparto produttivo, in particolare quello suinicolo e anche per le produzioni a base di carne suina, perché rischiamo dei blocchi importanti all'esportazione. In Veneto non c'è la peste suina, non è mai arrivata, ma sicuramente non è un problema risolto, quindi anche in questo caso attenzione ai massimi livelli.